Stefano Boeri, lei è il papà di tanti progetti a Cagliari, quello della nuova via Roma col bosco urbano, abbiamo già spiegato in tutte le salse, un progetto che almeno a quasi tutti i futuri candidati a sindaco di Cagliari non piace, dicono va cambiato. Sono qui per parlarne, credo che sia un progetto utile, credo che sia un progetto simile a quello che moltissime città costiere nel mondo stanno facendo, credo che sia un progetto realistico, per fortuna nel giro di pochi mesi i cittadini di Cagliari potranno apprezzare e valutare direttamente un progetto che finirà a breve il suo cantiere, quindi sono venuto anche per chiarire un po' quali sono i termini di un progetto che forse si conosce poco. Se il prossimo sindaco o sindaca dovesse modificarlo, ci sarebbero delle penali da pagare, c'è anche un danno economico? No, non è questo il mio lavoro, io faccio progetti e naturalmente poi la politica decide. Quindi il mio è sempre un ruolo, come dire, di tecnico che offre possibilità. Naturalmente cerchiamo di farlo al meglio e cerchiamo di fare in modo che questa città che io amo molto migliori, offre ai suoi cittadini finalmente un lungomare vivibile, ombreggiato, straordinario anche nella qualità degli spazi pubblici. Che quindi non avrebbe senso dal suo punto di vista senza il bosco urbano? Credo che anche perché ormai il progetto è concluso, è in cantiere, nel giro di poche settimane vedremo Piazza Matteotti conclusa, e che sarà una sorpresa per credo molti, e nel giro di pochi mesi finirà anche via Roma, quindi mi attendo da parte di tutti una valutazione positiva. Grazie.